Buonasera, ben trovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di giovani, lavoro, intelligenza artificiale e una terra che prova a cambiare direzione. Per anni, simbolo di partenze e sogni lontani, oggi la Sicilia prova a trattenere e persino, pensate, a portare indietro i suoi giovani talenti. A Focus 24 oggi vi racconto due storie. Quella di Gabriele Tosto, 25 anni, da fattorino a programmatore informatico studiando da autodidatta, e quella di Alessio Cantarella, nome di primo piano in Sicilia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Le loro storie si incrociano proprio qui a Catania. Ad unirli un'azienda, Flazio, che ha creduto in entrambi, ha dato ad Alessio un'opportunità, quella di lasciare Microsoft, pensate, e tornare a Catania, e invece al giovane Gabriele quella di costruire un futuro pur non pensando di averne le basi. E allora oggi vi raccontiamo queste due storie, partendo appunto qui dallo studio. Con me c'è Gabriele Tosto. Benvenuto Gabriele. Grazie. Per te è la tua prima esperienza televisiva? Sì, assolutamente la mia prima esperienza televisiva, infatti sono un po' emozionato. E questo è bello perché trasmettiamo anche ai nostri telespettatori l'emozione di un giovane che in realtà sta tutto il giorno dietro il computer a programmare quello che magari sono anche i vostri siti, e poi ci racconta quello che è successo, che è davvero una storia unica. E poi c'è Alessio. Alessio invece è un volto sicuramente più conosciuto non solo in Sicilia ma nel resto d'Italia, anche d'Europa, possiamo dirlo. Alessio che ha creduto e ha proprio selezionato lui, Gabriele. Allora partiamo con il raccontare questa storia. Gabriele, tu hai 25 anni, sei giovanissimo, ne dimostri anche meno, Sì, hai grazie. già due figli, quindi questa un altro nota, diciamo, positivo a tuo favore. E non hai studiato ingegneria informatica, ti sei formato da solo? Sì, mi sono formato da autodidatta perché fin da quando ero piccolo io appunto avevo la passione dell'informatica e mi sono sempre, diciamo, un po' cimentato nelle varie sfide che mi si proponevano davanti, quello che poteva essere magari creare un server per giocare con amici o comunque fare il mio sito web personale. Quindi ho approfondito un po' quello che è l'ambiente dell'informatica e dell'ingegneria informatica. L'ho approfondito da autodidatta perché diciamo che non c'era c'era molta analfabetizzazione digitale da parte magari dei genitori, dei miei genitori, dei parenti comunque, che non credevano in questo settore, in questo lavoro, e quindi ho proseguito la mia, diciamo, la mia evoluzione delle competenze semplicemente da autodidatta. Sì. Con i mezzi che avevi a disposizione, Certo. quindi possono essere i tutorial su YouTube, Certo, tutorial, alcuni libri, documentazione. Poi la vita ti ha messo di fronte anche a delle scelte, perché sei diventato papà giovanissimo e sicuramente avevi anche necessità di lavorare. Sì, infatti io prima di lavorare in Flazio lavoravo come fattorino e mi occupavo semplicemente di portare l'acqua a casa alle persone e comunque di fare questo lavoro un po' più, diciamo, che mi permetteva di poter portare qualcosa a casa nel momento in cui comunque avevo delle responsabilità, che sono appunto i miei due figli e comunque la mia famiglia. Dentro di te però covava un genio, Alessio, l'hai scoperto tu. Sì, tra i tanti curriculum che ho ricevuto nel corso degli anni in Flazio è capitato tra le mani quello di Gabriele. Io devo dire che non do tanta attenzione ai curriculum quando seleziono, cioè lo guardo in 10 secondi, poi lascio al candidato di sapersi vendere durante il colloquio. E Gabriele, devo dire che, sebbene non avesse avuto un percorso lineare di studi, ha dimostrato un grande talento e una grande capacità logica nel risolvere i quesiti che gli ho posto durante il colloquio. E quindi ho detto subito a Flavio: dobbiamo assumerlo, e quindi il giorno dopo gli abbiamo mandato la proposta. E cosa è successo il giorno dopo? Non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, emozionatissimo. Dopo, io sono tornato a casa che avevo appena finito di lavorare. Io finivo di lavorare alle 3, avevo il colloquio alle 4. Sono tornato a casa emozionatissimo, la mia compagna è seduta sul divano che mi guardava. Ho iniziato a fare il colloquio, ho detto inizio a parlare e non smetto più. E quindi ho spiegato tutto quello che facevo man mano che lo facevo. Ho risolto i miei quesiti, ho risolto i problemi. Erano 3 problemi di logica, uno erano in difficoltà crescente, quindi si partiva da un livello base fino ad arrivare a un livello avanzato. Ho risolto i 3 problemi di logica circa un'oretta dopo
E Alessio mi ha detto appunto, va bene, ti faremo avere una proposta. Io lì, emozionatissimo, ho detto, wow, non ci credo L'indomani è ancora. arrivata la proposta, Sì, quindi sì. velocissimo, da fattorino a programmatore informatico in un giorno. Sì, 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 Ti è assolutamente. cambiata la vita, Sì, decisamente. sì. Alessio Cantarella, mi raccontavi, poi racconteremo anche la tua storia perché lì ci sarebbe da fare un altro focus addirittura, mi raccontavi che non tutti i candidati, seppur titolati, diciamo, dal punto di vista del curriculum, quindi del percorso di studi, riescono a superare questi test. Sì, devo dire che generalmente solo i laureati in ingegneria informatica riescono a risolvere questo genere di esercizi di logica. Molti si buttano nel mondo dell'informatica nella speranza che sia facile trovare un lavoro, quando in realtà non è così, comunque serve un percorso di studi. Gabriele l'ha fatto autonomamente e lo trovo molto più difficile perché comunque l'università ti facilita in qualche maniera nello scegliere gli argomenti da studiare. Chi di solito non ha un percorso di studio accademico trova molte difficoltà nel risolvere gli esercizi di logica e io ritengo che la logica sia alla base dell'informatica, considerando oggi che l'AI sta Ti aiuta. rimpiazzando il nostro lavoro. Il programmatore si trasforma in un designer di prompt, quindi l'avere competenze logiche aiuta tantissimo nel governare l'intelligenza artificiale. Ecco, noi adesso spiegheremo alle signore a casa, alle nostre zie, alle nostre nonne, alle nostre mamme, cos'è un prompt, Alessio, perché adesso entriamo Il prompt nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Il prompt è il messaggio che fornisci all'intelligenza artificiale nel quale spieghi qual è la tua esigenza. Il livello al quale siamo arrivati oggi e l'evoluzione nel corso degli ultimi mesi o addirittura settimane è stata alla velocità della luce. Impressionante. È impressionante. Quindi il programmatore informatico non è più quella figura che si siede davanti al computer e scrive Deve righe di fare codice calcoli e deve fare calcoli, ma impressionanti. chiede piuttosto all'intelligenza artificiale di aiutarlo nello svolgere questi compiti. Ecco, e E qui l'intelligenza artificiale ti viene in aiuto, come se fosse un team di sviluppatori al tuo servizio. E qui arriviamo anche al nodo centrale anche della discussione, ovvero l'intelligenza artificiale. Molti ne sono preoccupati, sostituirà ci toglierà il lavoro, sostituirà le nostre persone. In realtà l'intelligenza artificiale, che va studiata e approfondita, può aiutare le persone a migliorare le proprie prestazioni, ad aumentare la velocità. Credo che tu, Gabriele, hai proprio fatto questo anche. Allora sì, l'intelligenza artificiale assolutamente cambierà il modo che abbiamo di lavorare, questo è chiaro e non si può nascondere. Però quello che è importante è che cambierà il modo in cui abbiamo noi di approcciarci ai problemi e quindi ad esempio io ho fatto un esempio poc'anzi dicendo che l'intelligenza artificiale è come se fosse un nostro, diciamo, una persona che noi abbiamo Chi lavora con accanto, che noi? lavora con noi, alla quale noi dobbiamo istruire cosa fare per eseguire il suo task. E allo stesso modo un responsabile meccanico per conoscere bene cosa sta facendo il dipendente, il suo dipendente deve Deve conoscere avere anche le il meccanico. competenze per Certo, sapere se quella cosa è effettivamente giusta, quindi se esattamente, l'intelligenza artificiale l'ha eseguita correttamente esattamente. oppure c'è qualcosa da sistemare, da migliorare o da integrare. Alessio Cantarella, invece tu hai una storia al contrario di ritorno. Entrambi, Alessio e Gabriele, sono uniti, come dicevamo prima, da Flazio, che è un'azienda giovane, catanese, fatta da giovani, che tanti anni fa Flavio Fazio appunto ha incontrato Gabriele raccontandogli quello che stava per accadere. Ho aperto la mia azienda, ancora era diciamo agli albori, e sto sviluppando siti internet. Come? Grazie all'intelligenza artificiale. Lì si incontrano le vostre storie e tu decidi da Microsoft, da Milano e da poi del resto del mondo, perché tu viaggiavi ogni giorno in varie direzioni del mondo, appunto per Microsoft, poi di tornare a Catania. Sì, io lavoravo da 7 anni a Milano, quindi ero arrivato un po' in una fase, sai, la crisi del settimo anno, dovevo scegliere cosa fare da grande, quindi avevo ricevuto delle proposte dalla Germania e stavo valutando se cambiare nazione, trasferirmi in Germania. Poi quell'estate, agosto 2017, ho incontrato Flavio a Sant'Alessio, che è il paese che ci lega, diciamo, dall'infanzia, Quindi così, e guardando Flavio mi il ha mare, parlato. facendovi ispirare dal nostro mare siciliano.
Sì, Flavio mi ha parlato di questo suo progetto che, al di là di Flazio che già conoscevo, aveva ricevuto un finanziamento per sviluppare un progetto di ricerca e sviluppo che oggi sembrerebbe una cosa banale, ma 8 anni fa non lo era affatto, perché si trattava di andare a realizzare i siti web tramite l'intelligenza artificiale. E spiegando per le mamme che ci seguono da casa, si trattava di appunto scrivere un prompt come quello di cui parlavamo prima, e chiedere all'intelligenza artificiale di sviluppare un sito web con una determinata caratteristica. Quindi tu potevi benissimo scrivere: sono Eva Spampinato, faccio la giornalista per Telecolor, e il sistema andava a recuperare su di te tutte le informazioni disponibili su internet tramite quello che in gergo tecnico si chiama scraping, e quindi scandagliava tutti i social network, tutti i giornali di informazione, raccoglieva informazioni sia testuali che multimediali su di te, e li compattava e inseriva all'interno di un sito In web. termini pratici, Alessio, come costruire un sito internet, come si faceva prima, quanto si impiegava prima e quante persone ci lavoravano, e invece tramite Flazio, tramite l'intelligenza artificiale, grazie al lavoro che c'è dietro, quanto tempo si impiega oggi e quante risorse? Negli anni 90, a fine anni 90, quando io ho cominciato a lavorare in questa tecnologia, ci volevano mesi di lavoro per realizzare un sito web. Potevi ottimizzare mettendo dentro più persone. Adesso siamo, grazie a strumenti come Flazio, grazie al supporto della tecnologia dell'intelligenza artificiale che è integrata all'interno della piattaforma, si realizza un sito web veramente nell'ordine dei 10 minuti, dell'ora. Diciamo che il paragone è abissale. Sì, così come la differenza di tempo necessario per lavorare con l'intelligenza artificiale. Assolutamente, e tra l'altro cresce e migliora di giorno in giorno, non di anno in anno, di giorno in giorno, di ora in ora. Allora, noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, ma torniamo tra poco per continuare a raccontarvi queste due storie un po' parallele, ma che poi si incrociano e si incontrano qui a Catania. E continueremo nel racconto. Vogliamo sapere perché Alessio da Microsoft ha deciso di tornare in Sicilia, e poi com'è cambiata la vita a Gabriele. A tra poco. Ritorniamo in studio. Sicilia 24 Focus, radici e codici, quelli che uniscono le due storie che stiamo raccontando oggi, la storia di Gabriele Tosto, 25 anni, da fattorino a programmatore informatico, e quella di Alessio Cantarella, un nome importante nell'ambito informatico in Sicilia, che oltre ai codici ha voluto tornare a seguire le radici. Non so se Alessio è ancora, Alessio Cantarella è ancora, eccoci, ci siamo, Sì, in sono ancora collegamento con noi. Allora Alessio, mentre Gabriele era qui che doveva diciamo, sviluppare la propria vita, aveva deciso per necessità di fare anche il fattorino, quindi lui portava porta a porta l'acqua in casa delle persone che poi non sapevano che avevano di fronte un piccolo genio, un piccolo nerd della programmazione. Nerd ovviamente non è un'offesa, è un termine tecnico per definire chi è appassionato di computer e programmazione. Alessio intanto faceva la sua vita fuori dalla Sicilia per tanti anni. Ma cos'è che ti ha poi riportato in Sicilia, a Catania? Milano, i viaggi continui, comunque Microsoft una importante realtà nel settore informatico. Diciamo che ti risponderei con quella che Manlio Sgalambro definiva la teoria della Sicilia, cioè questa terra è magica e richiama sempre le persone che vi sono nate. Quindi dopo un po' tu scappi, raccogli competenze altrove, ma poi risenti il richiamo per tornare a casa. Non so perché, forse è la luce, forse sono i colori. Il nord Europa è caratterizzato da questo grigio, mentre se cerchi l'azzurro lo trovi scendendo verso l'equatore, ma in qualche maniera si sente sempre il richiamo del ritorno. Poi io ci metto anche una ragione pratica, che quando ho terminato gli studi io, Catania non era quella di oggi. Oggi si è sviluppata una sorta di Etna Valley, quindi ci sono tante aziende che
offrono sicuramente opportunità di crescita a chi è neolaureato o comunque chi è giovane e intraprende questo ambito dello sviluppo. Mentre alla fine degli anni 2000 le opportunità a Catania erano pressoché nulle, o se c'erano erano irrilevanti, quindi aveva molto più senso per un giovane come ero io Andare all'epoca via. trasferirsi da un'altra parte e Anzi, era quasi saccheggiare di necessario. competenze Milano. Anzi, diciamo era quasi necessario. Oggi anche in Sicilia, anche a Catania, si può lavorare nel settore digital, chiamiamolo digital per prendere diciamo, tutti gli ambiti, no? Sia quello informatico, tecnologico, ma anche quello social e digitale, della comunicazione, del marketing digitale, Alessio. Sì, sicuramente c'è una pletora di opportunità di aziende che sono state fondate negli ultimi 10 anni e quindi chi si laurea oggi in informatica, io ritengo che non so quanto abbia senso trasferirsi da un'altra parte, si può fare esperienza a livello internazionale anche lavorando da Catania. E voi fate in Flazio anche scouting, immagino, no? Andate a caccia di talenti per tenerli qui. Sì, certo, partecipiamo sempre ai vari eventi che organizza l'università per andare a caccia di talenti prima che scappino altrove e facciamo continuamente interviste su Google Meet per procacciare talenti. Prima parlavi di Manlio Sgalambro, io credo che tu l'abbia conosciuto Manlio Sgalambro insieme a tanti altri artisti internazionali. Sì, per Manlio Sgalambro curo tuttora il sito web ufficiale dal 2002 a oggi. E come è arrivata questa opportunità? Perché io ero amico con Franco Battiato e io avevo chiesto di farmelo conoscere, quindi poi ci siamo conosciuti, avevo 17 anni, conta, e lui mi ha chiesto di cosa mi occupassi, io al liceo già mi occupavo di questo mondo dei siti web e quindi gli ho proposto di realizzare il sito web e da allora ho seguito poi per lui, quando ero in vita, chiaramente la parte di PR e di raccolta, diciamo, interviste, organizzazione di eventi, conferenze e via dicendo. Io l'ho detto, meriterebbe una puntata a parte del focus anche il racconto della vita di Alessio Cantarella che seppur giovane ha fatto 1 milione di cose, ha incontrato tantissime persone, tra l'altro nomi diciamo, d'eccellenza non solo del settore informatico ma proprio della cultura italiana e mondiale. E che devo dire? Mi devo autocelebrare? No, no. No, magari qualche altro nome, tra l'altro cioè, Franco Battiato cosa ti diceva? Perché per noi quando ovviamente tocchi il tasto del maestro Battiato è sempre un piacere, semplicemente i racconti che arrivano, no? Quest'eco dei racconti su Franco Battiato. Beh, su Franco Battiato c'è tutta una storia a parte, diciamo, a parte l'amicizia, mi è capitato di collaborare con lui nel suo terzo film, Niente come sembra, e poi ho realizzato un paio di volumi su di lui e uscirà il terzo entro la fine dell'anno, che si chiamano Battiato l'alieno, Battiato l'artista e Battiato la polide, e sono volumi che contengono una mia breve introduzione ciascuno dove racconto un paio di aneddoti in ogni libro e poi ci sono un'ottantina di ricordi di amici e collaboratori di Battiato accompagnati da delle straordinarie vignette ironiche su di lui disegnate da Maurizio Di Bona, che è un disegnatore di fumetti napoletano che vive però a Varsavia in Polonia. La cosa divertente di questi volumi è che con Maurizio noi non ci siamo mai incontrati fisicamente, è da 4-5 anni che collaboriamo soltanto scambiandoci messaggi. Vedi, quindi Gabriele, da Flazio, mentre siete in ufficio, si parla un po' di tutto, ci sono i racconti, gli aneddoti di Alessio, ci sono gli altri tuoi colleghi, come ti è cambiata la vita? Sì, sicuramente la vita mi è cambiata in meglio. In Flazio ho trovato un ambiente molto giovane, molto ricco di sapere, di conoscenza alla quale poter appunto acquisire.
Quindi sì, Flazio sicuramente è una realtà che consiglierei a chiunque vuole appunto lavorare nel digital deve Ma quando tu passare per Flazio. hai presentato la candidatura, perché questa ovviamente questo mi incuriosisce, no? Pensavi che a Catania avresti potuto, rimanendo qua, visto che hai 2 figli, una compagna, quindi necessariamente dovevi rimanere qua, sviluppare, migliorare, implementare, visto che stiamo utilizzando termini tecnici, le tue doti, la tua passione? È sempre stata una passione che volevo portare avanti. La mia compagna mi ha spinto appunto, nel formarmi sempre di più perché io dovevo appunto fare qualcosa per portare il Quindi pane a quando casa. studiavi tu, la notte? Sì, la notte, la sera quando tornavo, mettevo in pratica quello che avevo imparato il giorno dopo, poi tornavo a studiare, è stata tutta così finché poi non sono entrato in Flazio. Ma poi diciamo, le persone, l'azienda, l'impresa, per cui tu vendevi l'acqua, non l'hai portata da Frazio, dice vieni andiamo a fare il sito internet, no? No, ancora no, ci stiamo lavorando. Ah, vabbè, vedi Alessio procaccia anche clienti. Vabbè, Esatto. questa è una storia sicuramente, appunto per questo l'abbiamo voluto raccontare, di successo ma anche di speranza per il futuro. Sì, assolutamente. Tutti i giovani che comunque non riescono a fare gli studi, non riescono a completarli, comunque non devono mai fermare la loro passione perché è quello che gli dà realmente la forza per poter trovare ciò che gli piace e poter andare avanti in quello che credono, in quello che sperano. Alessio Cantarella, stavamo parlando di intelligenza artificiale, abbiamo detto un assistente personale, oggi ormai più o meno la utilizziamo tutti a vari livelli, no? Dal basic magari al superior, al top di gamma. Come ci cambierà, come cambierà il nostro lavoro, ma anche la nostra vita nel prossimo futuro, nell'immediato futuro? Voi la state studiando? Beh, sicuramente la velocità con cui si producono le cose ha raggiunto un 100 per rispetto a un paio d'anni fa, ma io ritengo che andando a questa velocità è imprevedibile il livello di produttività che si raggiungerà nel giro di pochi anni o addirittura mesi. Quindi sicuramente tantissime professioni saranno completamente inutili per come le conosciamo oggi, ma il mio invito è di approfondire il più possibile l'argomento e di conseguire competenze nell'ambito perché è fondamentale, è impensabile che tra qualche anno si potrà trovare lavoro se non si hanno le competenze minime per utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi veniamo tutti a fare un corso da voi. Esatto. Non so se fate corsi, perché poi ci sono anche tutti i vari corsi online, i webinar, milioni di video che poi siamo letteralmente invasi dai video sui social di qualsiasi tipo, perché poi l'algoritmo ti indirizza, no Alessio? Sì, però poi bisogna essere bravi per capire dove trovare video dal valore aggiunto per distinguerli da quelli che contengono fuffa, insomma. Allora, siamo in chiusura, quindi facciamo un po' un giro di domande finali e poi anche le nostre conclusioni. Siccome qui siamo curiosi, Alessio, vogliamo sapere, ma l'azienda Flazio, che è composta tutto da un team giovani, siete tanti ragazzi, tutti giovani, riceve proposte da fuori, viene osservata anche da fuori? Beh, ma più volte è capitato che abbiano offerto a Flavio di acquisire l'azienda. Flavio cerca di resistere il più Non possibile, demorde. non demorde. Quindi significa che si lavora bene. Quali sono i tuoi prossimi progetti? A cosa stai lavorando adesso? Hai delle ambizioni una volta che hai raggiunto questo tuo primo sogno? Perché oggettivamente questo è il raggiungimento di un sogno. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Beh, sicuramente è quello di continuare a crescere professionalmente e anche ovviamente come persona e come famiglia, perché appunto io quando mi ritiro a casa la sera trovo i miei 2 figli che comunque sono l'emozione più grande insieme al fatto di aver portato avanti la mia passione. Quindi sicuramente continuare su questa strada e continuare a crescere sempre, sempre e sempre di più.
Sentire queste parole da un ragazzo di 25 anni è bello ed emozionante, ogni tanto fa bene, un toccasana rispetto a tutto quello che sentiamo e vediamo purtroppo in giro associato ai giovani di oggi. Ma praticamente hai un sogno nel cassetto, realizzare un sito, realizzare un'app, realizzare una cosa che ancora non esiste? No, ci stiamo lavorando. Si aggiorna sempre il mio sogno nel cassetto, non è mai fermo. Ok, non lo vuole dire, forse Alessio lo sa? No, non credo. Non lo so. Non lo so neanche io. E invece i prossimi obiettivi di Alessio, oltre a trovare altri giovani talenti? Ti direi, dal punto di vista dei viaggi, andare in Corea del Nord. Quello non avevamo dubbi, perché i viaggi sono l'altra parte, diciamo, della tua vita. Bene, grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi di aver portato nelle vostre case un racconto sano, genuino, che parla di futuro e anche di speranza, e soprattutto di avervi fatto capire un po' come funziona il mondo dell'intelligenza artificiale. Grazie Gabriele, grazie Alessio, grazie a tutti voi. Ovviamente Grazie a potete voi. rivedere la puntata sempre sul nostro sito Sicilia Web, dove all'interno trovate tutte le nostre programmazioni. Grazie, arrivederci.